Fiumi di alcol già dal primo pomeriggio a Castelfranco Veneto, due gli interventi della polizia locale a distanza di poche ore. Il primo episodio si è verificato a mezzogiorno a Borgo Treviso, dove un uomo, già completamente ubriaco, dopo una discussione animata con un conoscente, è stato raggiunto dal personale sanitario. All'arrivo dei soccorsi, però, ha aggredito gli operatori e preso a pugni l'ambulanza. Necessario l'intervento dei carabinieri della radiomobile per contenerlo. Già noto al comando per episodi analoghi, l'uomo è stato scortato al pronto soccorso dagli agenti della polizia locale e dai militari, quindi denunciato per danneggiamento e stato di ubriachezza manifesta. Solo 2 ore dopo, intorno alle 14, gli agenti del turno pomeridiano hanno notato un uomo disteso a terra sul ponte dei Beghi, un trentenne di origine ucraina in evidente stato di alterazione alcolica. Presentava ferite al volto, forse dovute a una caduta. Dopo essersi rialzato, in preda all'agitazione, ha tentato di buttarsi giù dal ponte, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti. Sul posto sono intervenuti anche una seconda pattuglia e il personale del 118, che ha sedato l'uomo e lo ha trasportato al reparto di psichiatria dell'ospedale di Montebelluna.